Dirige il match il signor Polizzotto di Palermo. Partiti! Inizia adesso Akragas Castrum Favara. Rechichi per la punizione. Akragas si va a cercare Christopoulos. Attenzione, Christopoulos con il destro, la conclusione alta sopra la traversa. Brivido per la difesa del Favara. Siamo giunti al 9° minuto di gioco, calcio di punizione per l'Akragas, ancora 0-0 il punteggio, già 2 occasioni per l'Akragas. Lofaso, pallone per Tuccio, Tuccio in area di rigore, Tuccio con il destro, la conclusione, scuffia! Che parata! La palla ancora per l'Akragas, Posic con la testa in avanti per Gningue, la palla ancora per Rechichi, la conclusione ancora scuffia. Applausi per l'Akragas di Favarin. Tuccio. Siamo giunti al 16°, insiste l'Akragas di Stefano, il cross sul secondo palo, Salvio, la conclusione, la palla è lì, ancora scuffia. La Piana in zona tiro, carica il destro, Dregan al rilancio lungo, a cercare Salvia con la testa, poi Gningue alza lo sguardo. Il cambio gioco per Di Stefano, di testa bene, Lofaso in area di rigore, Lofaso in mezzo al traffico, carica il destro a giro, scuffia, salva il Favara alla mezz'ora. 32°, angolo dell'Akragas battuto a sorpresa, Gningue non inquadra lo specchio della porta. Ennesima occasione da gol per i biancoazzurri. Ricomincia la sfida, Akragas Castrum Favara. Attenzione a Varela, carica il destro, attenzione, la palla ancora in campo, la Piana e palla fuori, esterno della rete, illusione ottica del gol. Favara vicinissimo all'1-0 al primo della ripresa. Attacca il Favara, cross in zona, Varela, la conclusione, Dregan salva l'Akragas su tiro a botta sicura di Varela al quinto della ripresa. Favara ad un passo dal vantaggio, con le mani da Silva. Demin per Scuffia che spazza malissimo, attenzione, chance Akragas, Mundrischi, tocca sul primo pallone, palla fuori di un niente. Akragas ad 1 centimetro dal vantaggio con il neoentrato Mundrischi. Angolo per il Favara all'89°, Mundrischi con la testa, attenzione, calcio di rigore per il Favara ed espulso De Marino. Tutto pronto per il calcio di rigore, Castrum Favara. Siamo giunti al 93°, espulso De Marino, Baglione contro Dregan sotto la Sud. Fischio del direttore di gara, parte il numero 8 Baglione, la conclusione, Cucchiaio e gol, ha segnato il Favara e la partita finisce qui, senza recupero. Al 93°, la beffa all'Esseneto, il Favara porta a casa 3 punti, finisce 1-0. Sul rigore ha segnato Baglione al 93°.